Passano 2 anni, finisce, ma la peste è una scopa. Qui ho rubato l'idea al nostro protagonista, uno dei Promessi Sposi, Don Abbondio, che dice è una scopa, e però ogni tanto funziona bene perché l'aveva copa Don Rodrigo, vi ricordate? Allora ho messo la scopa, era come una scopa che andava e veniva da sud a nord dell'Europa e tornava ogni 4-5 anni, tornava indietro a colpire il luogo di 4-5 anni prima. Dentro questa disperazione cosa si poteva fare con i medici che abbiamo visto prima, le medicine inutili che abbiamo visto prima? La prevenzione era l'unica arma. E qua torniamo a parlare della grandezza di Venezia e del magistrato che abbiamo già visto, quello che era incaricato di tenere puliti i pozzi, i campi, quello che amministrava San Lazzaro e gli incurabili. Il magistrato alla sanità. Abbiamo già detto che si parla di magistrato, ma in realtà è una magistratura ed erano 3 nobili che costituivano il magistrato alla sanità. E il magistrato alla sanità veneziano è tra le più ammirate e famose magistrature civili europee, studiatissimo ancora oggi in tutto il mondo. Quando negli altri paesi si voleva far prevenzione, si voleva intervenire contro una malattia, l'Olanda per esempio, la Russia, dove si andava a prendere esempio? A Venezia, dal magistrato alla sanità veneziano, uno dei vanti della nostra civiltà e della grande cultura veneziana. Vengono nominati nell'emergenza del 1348, ma restano provvisori, venivano rinominati all'apparire di una nuova ondata. A volte non vengono neanche nominati e altre magistrature come il magistrato al SAL li sostituiscono. Però il Senato si rende conto che avere questa precarietà non rende efficace la lotta preventiva contro la peste. E allora si fa un primo tentativo di rendere stabile la magistratura alla sanità nel 1485, che poi rientra. Diventa stabile nel 1490, a scopi ben precisi nella sua lotta contro la peste, ma duravano in carica un anno, siedono in Senato i 3 nobilomini della sanità, propongono mozioni, ma soprattutto quello che dicono loro è vincolante. In Venezia, nel Dogado, poi nel Cinquecento cominciano a controllare anche la terraferma, ma qui hanno delle difficoltà perché i podestà, i rettori di terraferma, sobillati dai consigli cittadini, davanti a questi ordini severi che comportavano sacrifici economici notevoli, finire i commerci, isolare gli ammalati, tentavano di far resistenza. Ecco allora che vengono nominati i sopraprovveditori alla sanità, i quali danno ordini che non possono essere disattesi né dai podestà né dai rettori, e il controllo del territorio si fa più ferreo. Nel 1598 ecco un'altra carica importantissima, il provveditore generale per la peste. Questo ha poteri assoluti, viene mandato nei luoghi in piena emergenza. Il primo va in Friuli e salva il Friuli con ordini durissimi, la pena di morte per chi trasgrediva questi ordini, ma riesce a salvare il Friuli. E subito dopo, nel 600, ecco che i sopraprovveditori alla sanità, che erano provvisori, quelli che dovevano imporsi a podestà e rettori, diventano permanenti. E la fama di Venezia nel campo della prevenzione sanitaria è così solida da sopravvivere anche alla caduta di Venezia, e i grandi congressi internazionali di medicina, dove alla fine dell'Ottocento si porteranno le scoperte di Yersin, si svolgono a Venezia, perché era considerata il faro nella medicina mondiale.
torno indietro di nuovo e torno all'arrivo alla peste e alla prevenzione. Qual è il primo atto coraggiosissimo di prevenzione? Scatta l'11 maggio del 1400, Ragusa è in preda alla peste, lo si è saputo, ed ecco questo atto coraggiosissimo, si emana a Venezia il bando contro gli uomini e le merci di Ragusa. Pensate ai danni economici, pensate a bloccare commerci, pensate alla resistenza che molte categorie facevano. Il Manzoni descrive bene questa resistenza della città a non voler riconoscere che c'è la malattia, perché bloccava tutto. È un atto coraggiosissimo che Venezia fa contro Ragusa. Il danno economico è altissimo, ma in questo modo si cerca di fermare il